Parlo dal Policlinic Italia e siamo in compagnia dello sfortunato centravanti della nostra squadra nazionale, Di Riva, che si è infortunato oggi durante Italia-Portogallo. È stata una palla datami da Mazzola, ho calciato al volo, il portiere mi è uscito incontro, purtroppo ha incrociato la mia gamba. Quindi dico un incidente proprio così... Casuale. Lei ha provato una fitta, poi abbiamo visto che si è gettata a terra. Sì, mi sono reso conto subito di qualcosa sì. di grave, insomma. Questo incidente poteva interrompere la carriera di Luigi Riva, oggi sicuramente il più popolare calciatore italiano, ma avrebbe anche interrotto il senso di una vita. Luigi Riva, infatti, non è solo un giocatore, ma è un uomo che ha voluto realizzare se stesso e con rabbia nel calcio. Un attaccante potente come lui mancava da decenni nei nostri stadi. In questo campionato ha già segnato 17 gol. Riva è l'uomo gol del Cagliari e della nazionale azzurra, l'atleta più audace, più bravo, più pagato, vale 1 miliardo. Nato in provincia di Varese, Luigi Riva ha oggi 25 anni. La sua infanzia è stata dura, a 9 anni gli morì il padre, a 18 la madre. Luigi Riva è un giocatore che se non segna gol si intristisce, ma anche quando segna rimane taciturno, con lo sguardo velato da una certa tristezza. Il successo, la gloria, non hanno cambiato il suo carattere. Riva, chi è lei? Beh, un calciatore. Spero bravo e abbastanza fortunato. Il primo stipendio suo, 6 anni fa mi pare, 37.000 lire. Sì, primo stipendio da calciatore. 37.000 lire più l'abbonamento da Legione a Legnano per tutto il mese in treno. E ora lei Riva vale 1 miliardo. Questo passaggio da 37.000 lire a 1 miliardo, che significa? Di quando guadagnavo 37.000 lire e quindi non so, adesso magari guadagno di più, però so chi sono e so soprattutto chi ero. Si dice che Riva si realizza nel gol. Che prova lei quando marca questo gol? Che vuol dire per lei il gol? Il gol è quello che fa passare la settimana bene dopo, è quello che non so, che carica, che dà morale, è una cosa molto importante per l'uomo di punta. Lei sente che il pubblico vuole questo gol? Beh sì, che sente i commenti a fine partita. Almeno a Cagliari anche, non so, come le dicevo, potrei anche giocare bene, potrei anche, non so, fare una buona partita, però se non ho segnato non penso che il pubblico sia molto soddisfatto. A volte mi sento prigioniero di questo gol, che purtroppo a volte non arriva. È una responsabilità, è una cosa che dà da pensare fin magari da 2 giorni prima della partita. Ho fatto 5 settimane senza segnare questo campionato, 5 settimane senza fare gol e non giocavo molto male, anzi giocavo bene, però purtroppo per i portieri, i pali, i traverse, non arrivava sto gol. Non ero io, diventavo nervoso, la notte dormivo poco, durante il giorno non scherzavo, a un certo punto mi mancava il gol. Sono ritornato a segnare dopo 5 settimane a Firenze e poi cose cambiarono di colpo. C'è stata una volta in cui lei ha capito che il gol era molto importante. Quando? In Fiorentina a Cagliari, che giocavamo a Firenze, al venerdì, al giovedì morì la madre di Greatti, e lui partì, andò a casa ai funerali, rientrò il giorno dopo e fece 2 giorni piuttosto chiuso, non parlava, insomma non era il Greatti di sempre. Giocavamo a Firenze domenica e perdevamo 1-0 fino a 5 minuti alla fine. A 5 minuti alla fine andò bene a noi, segniamo, facciamo 1-1. Fu lei che segnò questo gol? Sì, vidi Greatti piangere, venirmi incontro così, rimase un paio di minuti così, piangendo. E il gol, no, non lo si può certo paragonare al gol, però uno sfogo, in campo si fanno cose che a volte vedo in riprese filmate alla televisione la sera, il gol fatto e quello che succede dopo il gol mi meraviglio, perché non so, ci si abbracci, ci si bacia così, ci si mette in ginocchio a volte. Lei ha 25 anni e questo è il 5º campionato che lei fa in Serie A. Ecco, è andato tutto bene o ci sono stati anche dei momenti in cui lei è entrato in crisi? Sì, ci sono stati momenti in cui la forma non c'era, ma soprattutto ho avuto un incidente un po'
ma adesso dico abbastanza fortunato. L'incidente di Italia-Portogallo, no? Sì, Italia-Portogallo il giorno dopo Pasqua del 1967. Giocavamo una partita un po' particolare per me, perché era la prima volta che giocavo come titolare in nazionale, giocavo come centravanti, un ruolo che mi piace moltissimo. E non so, perdavamo 1-0, mi era capitata la palla a gol, sono entrato, guarda che è entrato forte anche il portiere, ci siamo scontrati e ci ho rimesso io, ho avuto la frattura del piede sinistro. Io, se dovesse capitarmi ancora la stessa occasione, mi spaccherei ancora il piede se necessario, ma non mi tirerei indietro. Cosa si ricorda di quei momenti? Ricordo la barella lì, il piede, il dottore, guardavo solo il dottore, cercavo di capire qualcosa da lui, il piede non lo sentivo, faceva male, ma non era un gran dolore, guardavo il dottore, cercavo di capire qualcosa, e poi così uscendo seguivo anche la partita, cercavo di vedere gli altri miei compagni, avevo visto che mi aveva sostituito Capellini, e poi mi sono trovato in autoambulanza, in ospedale, e il giorno dopo la radiografia, la frattura. Insomma, come va la gamba? No, bene. È tutto lontano? Sì, sì.